L'anguria del parterre della contea di Gerardo. Guardate che spettacolo. Spettacolo di spettacolo. Io chiamerei la nostra amica Mimma che ha fatto questi dolci. Dolcini di pasta di mandorle, fatte con farina di mandorla, albume e zucchero a velo. Bene. La signora Rosetta ha fatto quest'altro bel pan di Spagna, non lo so un pan di come Spagna con guarnito. della semplice panna e un po' di Nutella, semplicissima ma molto gustosa. La bontà di questo a vederlo è dolce, buonissimo. la bontà di questo sfoglio ce lo spiega la signora Giuseppina. E non possono mancare. No, la signora Marisa ce li spiega, la signora Marisa ci spiega Signora la bontà Marisa, dei cannoli. diamo i Venga, cannoli. venga, signora Marisa. Mentre Antonello continua a tagliare questa La anguria, produzione tipica familiare. qua abbiamo invece i cannoli. I Ce li cannoli spiega la signora siciliani. Marisa. Sono fatti con la ricotta zuccherata e poi decorati con i canditi o con le arance o di ciliegie. Ricotta di pecora. Ricotta di pecora, sì, zuccherata, lavorata e con lo zucchero e poi raffinata quindi e poi utilizzata per riempire i cannoli. Il tripudio di dolci possiamo dire della bontà siciliana. Una produzione a chilometro zero, a metro zero, prodotti dai nostri orti, delle carne delle nostre campagne, ma anche per quanto possibile dolci diciamo fatte con materie prime locali. Ciao. Ciao. Grazie Marisa, grazie. Ciao, tieni Daniele, mangiati una bellissima fetta di anguria. E allora com'è questa anguria? Buono. Qui si sta bene al fresco. Preti. Amici di Bella Sicilia, oggi qui nelle Madonie, proprio questo nei boschi di Geraci Siculo. Arrivederci! Ciao.